Le amministrative di Treviso entrano nel vivo dopo una lunga attesa. L'imprenditore Giorgio Denardi scende in campo sostenuto da Civiche e PD. Sono fuori dalla politica, mi rivolgo a tutti, da sinistra a destra. La città ha bisogno di una svolta. Gli auguro un buon lavoro, dice il sindaco Mario Conte allo sfidante. Spero che non ci siano colpi bassi e continua. Io dovrò fare il sindaco, non avrò molto tempo per la campagna elettorale. E tra i fronti aperti a Casugana c'è l'attuazione del PNRR, rispetteremo i tempi, dice Conte, una partita che per Treviso vale 125 milioni di euro, 80 quelli già aggiudicati, 500.000 al bailo. E parte sempre da Treviso la campagna per le primarie del Partito Democratico di Stefano Bonaccini. Lunedì l'arrivo in città, poi le tappe a Padova, Vicenza e Verona. Razzie in 3 auto parcheggiate davanti all'aeroporto, ladro bloccato dalla polizia, ma con la riforma Cartabia rischia di rispondere solo per uno dei 3 colpi. Sdegno a Ramondi Loria, sradicata dal basamento e trafugata la statua della Madonna dal capitello di via Brentelle. I residenti e i responsabili, riportatela indietro. Fumata grigia dopo l'incontro tra il governo e i rappresentanti di categoria dei benzinai che per il momento sospendono lo sciopero. Martedì l'incontro a Roma. Siccità, le risorse idriche sono sempre più scarse e il rischio è che se non cambieranno le cose nel 2023 ci saranno scontri tra attività per l'utilizzo dell'acqua. L'allarme dei consorzi di bonifica del Veneto. Bentrovati, buonasera telespettatrici e telespettatori di Antenna 3. Dunque la politica in primo piano per questa edizione trevigiana dei nostri telegiornali, perché le amministrative in città, in vista quindi delle comunali 2023, entrano davvero nel vivo. Oggi lo sfidante del sindaco uscente Mario Conte ha sciolto le riserve, scende in campo quindi ufficialmente Giorgio Denardi e lo fa ai nostri microfoni. Abbiamo una città che si sta svuotando, quindi abbiamo bisogno di rendere più fertile, di rendere più attrattiva la nostra città con delle scelte coraggiose. Un colpo d'ala è necessario. Scelte coraggiose e un colpo d'ala. Le prime parole da candidato ufficiale sono queste, perché l'obiettivo di Giorgio Denardi è sviluppare Treviso come un manager con il quartier generale a Casugana. Alla fine la decisione è arrivata e il 62enne imprenditore digitale ha scelto Antenna 3 per l'ufficialità. Sarò candidato alle prossime elezioni amministrative del Comune di Treviso. Ho deciso di togliere le riserve, quindi dedicarmi anima e cuore alla mia città. Attesa troppo lunga? Nessun tentennamento, dice. Dovevo prima ponderare bene la scelta con la famiglia e con la mia azienda. A sostenerlo, oltre alla lista che porterà il suo nome e a quella del PD, c'è uno schieramento con Treviso Civica, Coalizione Civica, Verdi Europa, i giovani di Volt. Per questo si sente stretta la definizione di candidato del centro-sinistra. Io voglio rivolgermi veramente a tutta la cittadinanza, perché non mi riconosco nella destra né nella sinistra. A me interessa fare il bene veramente della cittadinanza, per cui ci sono delle cose buone che vengono dalla cultura, diciamo, di sinistra, ci sono delle cose buone che vengono dalla cultura di destra. I temi base, quelli già anticipati sui social in queste settimane, dalla sicurezza alla viabilità, ma non solo. Ci sono già tante spinte che portano, per esempio, alla valorizzazione del sistema murario. Il prato della fiera, che potrebbe diventare un meraviglioso unico parco a livello mondiale, perché non esistono situazioni come quella, come tutti i parchi naturali che abbiamo del Sile, la Restera, il Parco dello Storga. Quindi c'è da mettere a sistema, per esempio, tutti questi fattori e portare fuori le auto, sgravare il centro dalle auto e sviluppare un sistema di trasporti elettrico molto efficiente, molto rapido, molto frequente. E a chi anche nel PD avrebbe voluto un candidato politico e più conosciuto, Denardi risponde: il mio valore aggiunto è una visione manageriale sganciata dalle logiche di partito. Che io vedrei molto bene anche una collaborazione, una cooperazione tra pubblico e privato per rendere più bella, più attraente, più ricca la città. In questo senso, dice, va inquadrata la definizione di Mario Conte come buon amministratore di condominio espressa a Ring e che ha fatto arrabbiare la categoria. Mi scuso se qualcuno si è offeso per questo, ma non era nei miei intenti. Quello che voglio dire è che fare bene l'amministratore di condominio vuol dire fare l'ordinaria amministrazione, fondamentalmente. Un amministratore di condominio normalmente non ha tra le sue competenze quelle di rivoluzionare una città. Sicuramente Conte sta facendo molto bene il lavoro di normale amministrazione, lui ci mette veramente tanto impegno. Quello che io propongo è veramente di fare un salto in avanti molto importante. Sento una città inchiodata a terra, ecco, e quindi le discussioni che si fanno sono veramente di basso profilo. Ammette di aver sperato che il terzo polo fosse della partita, ma
ma, dice, hanno deciso di correre da soli e si volta pagina senza problemi per una corsa che si preannuncia difficile e dura, ma anche stimolante. C'è stato un momento in cui ha detto è meglio che faccia un passo indietro? 50 volte al giorno e anche la notte. La politica viene vista come una cosa pericolosa, brutta, sporca, che tienti lontano, che ti fai male. Ecco, questo è quello che era la paura della mia famiglia, come anche di tanti amici che mi hanno detto ma chi te la fa fare? E questo chi te la fa fare o mi non va a combattere è un qualcosa che mi rimbalzava dentro, che dice ma perché? Ma perché dobbiamo dare una delega in bianco quando stiamo parlando della nostra città, della nostra vita? Queste dunque le parole del candidato ufficiale del centrosinistra delle civiche, Giorgio De Nardi, di intervista rilasciata a Nicola Zanetti. Treviso che diventa un agone politico molto importante anche a livello territoriale veneto, perché lunedì proprio dalla città di Treviso parte anche la campagna elettorale in vista delle primarie di Stefano Bonaccini. Inizieremo da Treviso alle 13:30 con un pranzo, continueremo poi a Padova al Pedrocchi alle 16:30, lo porteremo poi a Due Ville, quindi in provincia di Vicenza, per poi proseguire e continuare e concludere la serata a Verona alle 21. La tabella di marcia è serrata, ma quella di lunedì sarà soltanto la prima uscita ufficiale in Veneto di una serie per Stefano Bonaccini, presidente dell'Emilia-Romagna e candidato alla segreteria Dem. Dopodiché organizzeremo la presenza nelle altre province, in particolare a Venezia, all'interno di un grande cammino alle cosiddette capitali d'Italia. Giustizia sociale, lavoro per i giovani, sanità pubblica, le priorità per i sostenitori veneti di Bonaccini. Quanto all'autonomia, il solco, dicono, tra la ricetta del governatore emiliano e quella di Luca Zaia è evidente. Usare l'autonomia come slogan dicendo voglio 200.000 competenze, voglio le tasse, voglio l'autonomia della scuola, voglio l'autonomia energetica, eccetera, è una sciocchezza che non ci porterà da nessuna parte. Quello che stiamo dicendo noi, che sta dicendo Bonaccini e lo sta facendo nella sua regione, è portiamo a caso l'autonomia non come slogan ma come risultato per il bene dei nostri cittadini. La posizione di Stefano Bonaccini è chiara sul fronte, delle competenze che non devono essere assolutamente attribuite alle regioni. Tra queste c'è la scuola, perché è inutile pensare a 20 scuole regionali diverse. Coesione culturale la chiama Zorzi, per il quale con Bonaccini leader i territori torneranno protagonisti. Per questo nella Marca tanti amministratori sono già mobilitati. Il comitato provinciale che si è costituito a sostegno della sua candidatura conta tra le sue fila praticamente tutti i sindaci del Partito Democratico, da Alberto Cappelletti di San Biagio di Callalta, Maria Rosa Barazzi di Cappella Maggiore, Paolo Galeano Preganziol, Paola Moro di Monastier. Un partito che sia in grado di valorizzare il lavoro degli amministratori e dei dirigenti del territorio. Così dunque in casa PD nel centro-sinistra, ma Mario Conte tira dritto e augura buon lavoro a Giorgio De Nardi, ma va anche oltre. Spero che non ci siano colpi bassi e continua: io dovrò fare il sindaco, non avrò molto tempo per la campagna elettorale. Così Conte. Gli auguro ovviamente un grande in bocca al lupo, che sia una campagna elettorale all'insegna del confronto, delle idee, delle proposte, e non all'insegna delle bugie e di qualche notizia falsa e tendenziosa solo per convincere e recuperare qualche manciata di voti. Si vota il fair play, Mario Conte, nel giorno in cui Giorgio De Nardi ha sciolto le riserve. Sulla carta è lui, l'imprenditore digitale 62enne, il suo principale sfidante in vista delle amministrative 2023, in attesa che pure il terzo polo, che alle ultime politiche in città ha superato la Lega, esprima il proprio candidato, anche se per il nome di Nicolò Rocco ormai manca solo il sigillo dell'ufficialità. La campagna elettorale a questo punto sembra iniziata con tutti i crismi del caso. Lo stesso Conte, alla domanda se sia pronto al confronto con gli avversari, sciorina le cose fatte. Io devo fare il sindaco, è un ruolo immersivo che richiede un impegno H24 7/7 e quindi il tempo che dedicherò alla campagna elettorale sarà davvero poco. Devo seguire i cantieri, stiamo coltivando la rotonda di Selvana, la pista ciclabile di via Castagnole, di Sant'Antonino, stiamo ultimando il bosco urbano in via Selvatico, ci sono tanti progetti che stanno partendo, quindi
Tempo per fare campagna elettorale francamente non ne ho. Se sarà necessario fare un confronto io non mi tiro assolutamente indietro. I dadi principali sembrano così tratti, ma nel gioco dell'oca della politica mancano delle caselle altrettanto fondamentali, quelle degli equilibri interni alle coalizioni. Se il PD alle prese con le primarie e conseguenti frizioni piange, la Lega schiacciata da Fratelli d'Italia non ride, ma per questo ci sarà tempo. Per i candidati ora è il momento di studiarsi. Un grande in bocca al lupo a Giorgio De Nardi, a Nicolò Rocco se sarà confermato come candidato del terzo polo e a tutti coloro che vorranno proporsi per la carica di sindaco. Insomma, poco tempo per la campagna elettorale. Avete sentito Mario Conte. Tra i fronti aperti a Casugana c'è l'attuazione del PNRR, una partita che soltanto per Treviso vale 125 milioni di euro, 80 quelli già impegnati e appunto aggiudicati attraverso dei bandi. A fare il punto è stato oggi proprio Conte accanto agli assessori Lavinia Colonna Preti e Alessandro Manera. L'occasione, l'ennesimo finanziamento a favore del Museo Bailo. Siamo assolutamente in linea con le tempistiche previste, quindi già a partire dell'anno 2023 cominceremo a vedere i primi cantieri per quanto riguarda per esempio la rigenerazione urbana della caserma Salsa, la riqualificazione delle mura, l'ampliamento dell'ex biblioteca Zanzotto e anche la riqualificazione dell'ex macello di fianco alla polizia locale. Presto quindi i trevigiani potranno toccare con mano gli effetti sulla città del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, una partita che per Treviso vale oltre 100 milioni di euro da qui al 2026. Siamo a circa 78 milioni di euro banditi e vinti dal Comune di Treviso e circa 103 milioni di euro in totale da giugno 2018 a gennaio 2023 con altri fondi europei. Questo è un grandissimo risultato e genereranno per il Comune di Treviso circa 125 milioni di opere in generale. Tra i progetti, l'ultimo a essere finanziato in ordine di tempo è quello per l'accessibilità del Museo Bailo per un importo di 500.000 euro, percorsi tattili in braille, esperienze sensoriali, linguaggio dei segni. Ma anche dotato di punti in cui saranno disponibili deambulatori e carrozzine per chi ha difficoltà. Vuol dire anche che tutti i nostri contenuti, quindi a livello visivo, uditivo e sensoriale, saranno realizzati per tutti, insomma da 0 a 100 anni, per qualsiasi tipo di difficoltà o di disabilità. Misure che dovrebbero aumentare anche i numeri delle visite in un momento che già ha segnato alcuni importanti record. Pensate che solo contando la bigliettazione della grande mostra dedicata a Canova e quella che si sta concludendo adesso con numeri eccezionali di Paris-Bordon siamo oltre le 100.000 persone e 100.000 biglietti. Alle grandi manovre anche il terzo polo, l'obiettivo è sempre Casugana. In giornata è arrivata una nota ufficiale con cui si conferma come dopo le nomine da parte dell'Assemblea Provinciale di Italia Viva si sia formalmente insediato il coordinamento Treviso Comune Italia Viva per il terzo polo con Anna Maria Scrufari, architetto e colonna storica di Italia Viva nella Marca, e Beppe Mauro, già assessore della Giunta Gobbo, che andranno ad affiancare Fabio Pezzato, consigliere comunale e segretario comunale ad interim di Azione nella rappresentanza del terzo polo a Treviso. Questo passaggio politico dà a sua volta il via all'insediamento della commissione elettorale per la selezione della lista e l'indicazione del candidato sindaco. Dopo settimane di totonomi che ha coinvolto diversi volti noti, talvolta in modo del tutto infondato, dichiara Beppe Mauro, sono ormai quasi maturi i tempi perché il terzo polo esprima il proprio candidato sindaco per la città di Treviso. Prossimi appuntamenti saranno l'Assemblea Comunale degli Iscritti di Italia Viva, prevista per il 25 gennaio, e la successiva Assemblea Congiunta Azione Italia Viva. Quindi per il nome del candidato sindaco bisognerà aspettare perlomeno fino alla fine del mese. E veniamo alla cronaca giudiziaria. D'inchiesta sulla sanità veneta aperta dalla Procura della Repubblica di Padova. Il PM Silvia Golin ha chiesto il rinvio a giudizio per 8 persone, udienza preliminare fissata davanti al GIP il 1° di febbraio. 8 rinvii a giudizio sono quelli chiesti dalla PM padovana Silvia Golin, titolare dell'indagine sulla sanità veneta. Nel mirino l'assegnazione degli appalti per la ristorazione e una serie di accordi illeciti nell'ambito della gestione di servizi e di forniture sanitarie. Davanti al GIP l'udienza è fissata per il prossimo 1° febbraio. Tra gli 8 indagati Domenico Mantoan, ex direttore generale della sanità veneta, Patrizia Simeonato, all'epoca direttore di Azienda Zero,
accusati di aver illecitamente investito denaro in formazione, e i vertici di Serenissima Ristorazione Colosso delle Mense, accusati di turbativa d'asta. 8 faldoni di 10.000 pagine, tanto il materiale raccolto nel corso dell'inchiesta, con un massiccio uso di intercettazioni telefoniche, in cui entra anche l'acquisto di tamponi rapidi antigenici nel periodo della pandemia, tra la prima e la seconda ondata dell'emergenza. La cronaca: si era allontanato da casa a San Biagio di Callalta nel pomeriggio di ieri ad accorgersi dell'assenza di una 67enne con problemi di demenza senile di vista. Un conoscente che era andato a casa a trovarlo. Immediatamente era stato lanciato l'allarme, i carabinieri avevano avviato così subito le ricerche. L'uomo in sella alla sua bicicletta aveva raggiunto Ceggia, comune veneziano a confine con Treviso, e per cause in corso di accertamento è finito sui binari venendo travolto e ucciso da un treno. L'incidente ieri sera intorno alle 20:30. Riforma Cartabia, il paradosso, l'ennesimo di una riforma tutta ancora da definire. Un ladro rischia una denuncia per 3 furti commessi, una sola denuncia su 3 furti quindi messi a segno. Sentiamo perché nel servizio di Daniela Sizia. Se subito un furto, presentate subito la denuncia. Un appello lanciato dalle forze dell'ordine. L'effetto della riforma Cartabia, infatti, si comincia a far sentire soprattutto per quei reati che fino al 30 dicembre 2022 erano perseguibili d'ufficio, ovvero la maggior parte dei reati contro il patrimonio. La questione non riguarda solo lo svolgimento dei processi, ma anche le misure di custodia cautelare come l'arresto in flagranza. Emblematico il caso avvenuto la notte tra mercoledì e giovedì, quando è stato fermato un giovane che avrebbe rubato all'interno di 3 auto. Uno solo dei legittimi proprietari, che fra l'altro si trovava all'estero, è stato rintracciato ed ha manifestato l'intenzione di formalizzare quanto prima la querela. Se gli altri 2 non si faranno avanti, il giovane risponderà solo per il furto denunciato. Il fatto è accaduto di fronte all'aeroporto Canova, dove erano parcheggiate alcune auto. Gli agenti della polizia, su segnalazione di un cittadino, sono giunti rapidamente sul posto, hanno sentito un boato riconducibile alla rottura di un vetro ed hanno notato un uomo con in mano un grosso oggetto contundente. Il ladro, alla vista della polizia, ha tentato di darsi la fuga, ma è stato raggiunto e immobilizzato. Si tratta di un giovane di 20 anni con pregiudizi di polizia. Dopo un sopralluogo del parcheggio, gli agenti hanno trovato nascosti dietro ad una siepe alcuni bagagli rubati dalle auto. Solo un automobilista è stato rintracciato dalla polizia. Per gli altri 2 episodi di furto e danneggiamento aggravato sarà possibile denunciare il giovane solo qualora i proprietari formalizzeranno la volontà di perseguirlo penalmente. Furti nelle abitazioni. A Fara di Soligo, territorio presidiato dai carabinieri con il supporto del battaglione di Mestre. Controlli straordinari che nei prossimi giorni continueranno anche in altre zone a rischio. Controlli incrociati, posti di blocco, territorio presidiato dai carabinieri con il supporto del 4° battaglione di Mestre. Dopo i furti messi a segno nell'ultimo periodo, i militari hanno fatto scattare una serie di controlli straordinari, una risposta ai continui raid che hanno esasperato i cittadini. Fra i primi comuni sorvegliati speciali, Fara di Soligo, dove si sono registrati diversi colpi. È chiaro che la finalità è quella del pattugliamento, della presenza sulla strada, proprio per scoraggiare ovviamente le incursioni da parte di questi malintenzionati. Quindi da un lato ovviamente cercare di operare in prevenzione, cercare anche di dare quella rassicurazione che serve in questi casi rispetto ai cittadini. Un'attività di contrasto per riuscire a identificare i malviventi ed assicurarli alla giustizia. Un lavoro, spiega il comandante Turrini, sotto la direzione dell'autorità giudiziaria. Controlli che continueranno nei prossimi giorni, ma anche in futuro, nelle zone considerate a rischio. È uno strumento ormai utilizzato, l'abbiamo utilizzato in passato, lo utilizzeremo in questi giorni e anche in futuro, qualora appunto si presentassero delle esigenze particolari. Si lavora in maniera sinergica con queste componenti speciali accanto all'arma territoriale, che funge un po' anche da conoscitore d'area, no? È chiaro che poi diciamo la direzione di questi servizi viene fatta proprio dalle nostre componenti territoriali. Accanto a tutto questo rimane fondamentale la collaborazione dei cittadini. Le segnalazioni di qualsiasi movimento sospetto sono importanti per garantire l'intervento immediato dei carabinieri sul posto.
Vandalismo sacrilego a Ramon di Loria. Agli autori del gesto lanciano un appello preciso i residenti. Ci troviamo proprio all'incrocio tra via Pinghenzo e via Brentelle davanti al capitello a Ramon di Loria. E che è successo? È sparita la statua della Madonnina? È successo che qualche giorno fa mia comare, 2 giorni fa, mi chiama e mi fa: Silvio, ti sei accorto che manca la statuetta della Madonnina? Ho detto no, non è che ho fatto caso. E la sera, quando sono tornato dal lavoro, ho visto che mancava. Ho detto sarà stato il pittore che di solito ogni 3-4 anni la porta a restaurare, no? Ho chiamato il pittore e mi ha detto no, neanche io non l'ho presa. E allora abbiamo fatto un passaparola, siccome siamo sul gruppo della via WhatsApp, nessuno l'ha presa. Secondo me è stato qualcuno che ha voluto fare qualche dispetto. Solo qualche giorno fa, ricorderete, un altro capitello, questa volta a Tezze sul Brenta, era stato preso di mira quando la statua di San Giuseppe con Gesù Bambino era stata fatta saltare con un petardo. Adesso i soliti ignoti hanno fatto sparire la Madonnina a Ramon, sradicandola dal basamento cui era ancorata. Un punto di riferimento importante per l'intera via Brentelle e laterali. Era proprio qua davanti a casa, e tutta la via a maggio ci incontra qua per fare il Santo Rosario tutte le sere, qua proprio davanti a casa mia. E siamo rimasti tutti un po' distrutti da questa notizia. Del furto è stato subito informato anche il sindaco di Loria, Simone Baggio, che ha sporto denuncia ai carabinieri, e i residenti, attraverso le nostre telecamere, si rivolgono direttamente agli autori del gesto. Fatti bravi e poi riportatela. L'importante è che la Madonnina torni al suo posto, perché per noi è una cosa che ci sta sul cuore, insomma. Per noi è importantissima quella statuina. L'attualità, veniamo all'incontro di oggi tra governo e sindacati di categoria dei benzinai. Come sapete, lo sciopero di 2 giorni proclamato per il 25 e 26 gennaio è stato congelato, una sospensione che trova d'accordo anche i benzinai del Veneto, oppure quelli di Treviso rappresentati da Moreno Parin, dei gestori di carburante. Facciamo il punto. Congelato lo sciopero dei benzinai annunciato per il 25 e 26 gennaio, lo stop dopo un primo incontro a Roma con il governo. Il confronto riprenderà martedì prossimo. Solo allora i rappresentanti di categoria decideranno se revocare la serrata o confermarla. Ci hanno promesso di rincontrarci i primi giorni della settimana prossima per entrare più sul tecnico. Apprezziamo e hanno apprezzato il fatto che abbiamo dato le nostre spiegazioni, quello che diciamo da una settimana, che il prezzo non lo gestiamo noi e quindi non siamo noi che andiamo a incidere sul prezzo finale. Sicuramente ci auspichiamo che anche il decreto trasparenza sia modificato in toto, perché anche lì mettere un prezzo medio nazionale diventa un po' difficile da gestire anche a livello territoriale, perché quando parliamo di un prezzo medio, il prezzo medio va modificato anche a seconda dell'impianto, se si trova a una certa distanza dalle raffinerie. Sicuramente se si trova a 300 km i prezzi di trasporto aumentano e quindi il listino automaticamente, le compagnie petrolifere sono costrette ad aumentarlo lievemente. Quindi la soluzione potrebbe essere di mettere un prezzo sicuramente medio nazionale sul portale del Mise, in modo che tutti possano andare a controllarlo. Metterlo sull'impianto crea solo confusione e sicuramente distrae il cliente da effettivamente quello che va a pagare. Poi per quanto riguarda la comunicazione di prezzi, anche lì siamo molto scettici, cioè minimo un gestore manda circa 120 comunicazioni all'anno. 120 comunicazioni moltiplicato per i 20.000 impianti, per chi lo fa correttamente, hanno dei dati allucinanti da controllare. Dovremmo capire se questi dati dopo alla fine vengono controllati e, come si dice in Italia, con un click dovrebbero riuscire a risolvere il problema. Quindi sciopero al momento congelato, questo in vista dell'incontro di martedì, e questa è la linea anche dei gestori di carburante del Trevigiano. Parliamo adesso di mutamenti climatici e siccità. Le risorse idriche sono sempre più scarse e un allarme preciso e puntuale arriva dai consorzi di bonifica del Veneto. Quest'anno il livello più alto toccato a novembre, all'inizio di novembre, era inferiore alla media più bassa degli ultimi 20 anni. Il dato sul livello delle falde acquifere in Veneto la dice lunga sulla situazione idrica regionale, con un deficit che spaventa, e se l'anno appena concluso è stato difficile per la siccità e le elevate temperature, il 2023 si annuncia dal punto di vista idrico ancor più complesso, con all'orizzonte l'ipotesi di un conflitto tra attività per l'utilizzo di risorse idriche sempre più scarse.
potrebbe creare conflitti tra l'idropotabile, per esempio, l'agricoltura, l'energetico, l'industria. Cioè, quando l'acqua è poca per tutti e questo potrebbe innescare situazioni sgradevoli che non eravamo abituati ad affrontare. Una situazione di deficit idrico estesa a tutto il paese. Pioggia e neve non riescono più a sanare il deficit dell'Italia, annuncia l'ANBI nazionale. Gli esempi più emblematici sono i laghi, tutti sotto la media. Si confida in precipitazioni nevose che poi possano rimpinguare la già minima riserva, ma le previsioni sono allarmistiche, tanto da sollevare preoccupazione sulla disponibilità di acqua potabile. Se perdura il livello della presenza dell'acqua nelle falde, determini difficoltà agli acquedotti per l'attingimento e quindi per l'approvvigionamento potabile, la necessità umana. Insomma, questa è una delle preoccupazioni. Si è conclusa la 2 giorni del 7° congresso provinciale della CGIL Trevigiana. A larghissima maggioranza la nuova Assemblea Generale Confederale ha confermato la fiducia a Mauro Visentin, segretario generale della Camera del Lavoro dall'aprile 2019 e per i prossimi 4 anni. Interventi su salari e pensioni, condizioni di lavoro e parità tra uomo e donna, salute e sicurezza nei luoghi di lavoro come nel territorio attraverso investimenti, un concetto e un concreto progetto di sviluppo sostenibile. Queste le parole d'ordine del quadrato rosso della Marca trevigiana tracciate proprio da Visentin. E ritorniamo a San Donà di Piave, comunità sconvolta, come sapete, dall'incidente che è costato la vita a 2 giovani domenica sera, Alessandro Polato e Maria Chiara Guida. Oggi l'ultimo saluto alla ragazza. Molti giovani ai funerali di Maria Chiara Guida. La gente ha cominciato ad arrivare presto sul sagrato del Duomo di San Donà di Piave. La bara dal colore chiaro coperto di fiori. Accanto i familiari ancora sconvolti. La mamma Glenda, il papà Giuseppe, il fratello Federico e il fidanzato Mattia. La sera dell'incidente in auto con lei. L'Arma dei Carabinieri presente con i massimi vertici, vicini al papà della ventenne, lui stesso appartenente all'Arma, e nelle parole del parroco la grande personalità della ragazza. Non era solo una bellezza fisica, no? Che non era soltanto qualche muscolo messo là in modo particolare, ma era lo specchio della sua anima bella. Una ragazza determinata, decisa, forte. In chiesa c'erano tantissimi giovani, gli amici di Maria Chiara, ma anche le colleghe di lavoro dell'outlet di Noventa. Una ragazza con gli altri sempre al centro della sua attenzione, da prendere come esempio anche per chi non la conosceva. Portare il suo sorriso nei luoghi di lavoro. Tanti gli amici che non sono voluti mancare nel ricordo di Maria Chiara e Alessandro. Ieri per lui l'addio. 2 giovani amici pieni di sogni che hanno perso la vita nel tragico impatto contro il guardrail della Lungargine appena prima del Ponte della Vittoria, nella sera del giorno di festa. A tu voglia de lavorar, Bruno Tespeta. L'Osteria I Pioppi, storico locale sul Montello, cerca personale, lo fa attraverso un volantino in dialetto che sta diventando un vero e proprio caso e fioccano i like sui social. Le figure ricercate sono cuochi, baristi e camerieri, purché si legge nel documento affidato dall'85enne proprietario del locale proprio ai social, dotati di voglia de lavorar. Adesso le previsioni del tempo con il nostro generale Giancarlo Iannicelli. Permane su di noi un campo di alte pressioni che, seppur si va indebolendo, ha la forza necessaria, sufficiente, per mantenere a nord delle Alpi i sistemi perturbati di origine atlantica, che pur continua a interessare, continua a scorrere, ma ripeto, lontani da noi. E questo non vuol dire bel tempo purtroppo, perché infiltrazioni un po' di aria umida, la foschia, l'aria che ristagna, farà sì che sia sabato che domenica avremo delle nubi stratificate che copriranno quasi totalmente il cielo. Quindi
purtroppo il cielo, il sereno, soprattutto il sole, di sole ne vedremo poco. Anzi, da domenica pomeriggio, domenica sera, l'alta pressione si indebolirà ulteriormente, questo è evidente anche dalla carta del tempo, e quindi lascerà passare qualche coda di sistema perturbato, e quindi avremo delle piogge, inizieremo ad avere delle precipitazioni sparse che ci interesseranno ancora per lunedì e martedì, ma anche i primi giorni della prossima settimana. Un miglioramento più forte lo dovremo aspettare, lo avremo a fine della prossima settimana, quando potremo avere del cielo sereno, grazie proprio al passaggio dei sistemi perturbati. Le temperature si mantengono al di sopra della media, soprattutto le minime, anche se domani mattina potremmo avere delle minime vicino allo zero, ma poi riaumentano subito nei giorni a seguire a 4 o 5 gradi. Per andare ai primi sotto zero di questa stagione dovremmo aspettare forse la fine della prossima settimana, le massime 7-9 gradi. Per finire l'Alta Adriatica è previsto poco mosso. È tutto. E noi adesso andiamo a Belluno. A Belluno ancora episodi di violenza all'interno della sezione psichiatrica del carcere di Baldenica, agenti esasperati. Il sindacato agli annunci continuano a non fare seguito, le azioni in quella sezione va chiusa. Noi diciamo che la sezione deve essere chiusa anche in base a una sentenza regionale del 2018 che prevedeva lo spostamento in altra sede, ma non è stato effettuato. Un agente di polizia penitenziaria costretto a ricorrere alle cure del pronto soccorso, altri 2 medicati nell'infermeria del carcere. È il bilancio dell'ennesimo atto di violenza accaduto mercoledì in una cella della sezione psichiatrica della casa circondariale di Belluno. Assieme al personale ausiliario medico che doveva somministrare la terapia farmacologica, entrano per il servizio anche 3 poliziotti. Il paziente detenuto in uno stato di forte scompenso psichico si scaglia contro gli agenti aggredendoli. Non era la prima volta e in passato la stessa direzione del carcere aveva chiesto l'allontanamento del detenuto senza tuttavia avere risposta. Il personale ormai è veramente allo stremo a sopportare una condizione nella quale si trova. È dal 2018 che continuiamo ad aspettare che si sposti questa sezione tra le varie promesse di regione. Il sindacato FNS della CISL Belluno Treviso ha nuovamente preso le redini della situazione che non può più essere tollerata. Basta con la politica degli annunci, tuona Robert Re, dopo che il provveditore dell'amministrazione penitenziaria per il Triveneto da 5 anni comunica che sono in corso tutte le operazioni per attuare lo spostamento della sezione dal carcere di Belluno a quello di Verona. Nei fatti, la sezione psichiatrica che ospita 6 detenuti è ancora nella struttura di Baldenica. Un reparto che, riferisce FNS CISL, non rispetta parametri sanitari adeguati ed è oltretutto in una struttura totalmente inidonea. Gli agenti di polizia penitenziaria sono in stato di mobilitazione. Adesso ci organizzeremo con la segreteria regionale e poi vedremo in che maniera intraprendere una nuova protesta. Assolto perché il fatto non costituisce reato, si è concluso così il processo contro un quarantenne di Sospirolo accusato di omicidio stradale. I fatti risalgono al 18 gennaio di 4 anni fa, quando l'uomo con la sua auto travolse e uccise Maria Vittoria Cappello, 76 anni, di Santa Giustina. L'incidente accade all'altezza della Dama Carni, negozio dal quale l'anziana era appena uscita per rientrare a casa. La 76enne, investita a ridosso del passaggio pedonale, morì praticamente sul colpo. Il pubblico ministero aveva chiesto per l'imputato 10 mesi di reclusione e la sospensione della patente per 1 anno. Oggi la giudice Antonella Coniglio, presidente del tribunale, lo ha assolto perché il fatto non costituisce reato. I familiari dell'anziana, assistiti da un noto gruppo specializzato nel risarcimento danni in seguito a incidenti stradali mortali, hanno già ottenuto un equo risarcimento per via stragiudiziale. Le motivazioni della sentenza saranno depositate nelle prossime settimane.
È chiusa e per il momento non si conoscono i tempi per la ripresa del servizio ferroviario lungo la tratta Belluno-Calalzo. Dapprima un problema urgente al ponte di Perarolo aveva obbligato il fermo della circolazione dei treni fra Longarone e Calalzo, poi una frana fra Ponte nelle Alpi e Longarone ha costretto l'interruzione totale del collegamento. Il senatore Luca De Carlo si è subito attivato contattando sia Trenitalia che RFI che l'assessore regionale Elisa De Berti. I lavori in atto, spiega De Carlo, dovrebbero permettere la riattivazione della tratta da metà febbraio, ma è già partita la progettazione dell'intervento che permetterà il ripristino completo dell'infrastruttura. Ai pendolari restano i pullman sostitutivi, ma sottolinea sempre il senatore De Carlo, se a causa del traffico stradale i passeggeri dovessero perdere le coincidenze, alla stazione di Belluno saranno presenti altri autobus integrativi. E si è svolta in prefettura a Belluno una riunione con i sindaci dei 14 comuni più popolosi della provincia per parlare dei richiedenti asilo che vengono assegnati al territorio provinciale. Questo anche perché le gare indette dalla prefettura per individuare nuovi soggetti cui affidarli sono andate letteralmente deserte. I 3.438 arrivi nei primi 4 giorni del 2023 comportano la necessità di distribuire queste persone sul territorio nazionale al fine di alleviare la pressione migratoria subita da Sicilia e Calabria. Al momento in provincia di Belluno sia le strutture del SAI, 18 posti, che i CASI, centri di accoglienza straordinaria, 127 posti, sono al completo, per cui è stata esaminata la possibilità che le amministrazioni comunali stipulino accordi ai sensi della legge 241 del 1990 che permetterebbe il ristoro integrale delle spese dell'accoglienza ponendole a carico dello Stato. Ritorniamo adesso a Belluno città per parlare della seconda edizione della giornata delle polizie locali. Istituita dalla Regione Veneto nel 2020, la giornata regionale della polizia locale si svolse per la prima volta un anno fa a Venezia. Quest'anno, sempre il 20 gennaio, in concomitanza con San Sebastiano, che di questi uomini in divisa è il patrono, tocca, seguendo l'ordine alfabetico dei capoluoghi veneti, proprio a Belluno. È importante per poter ritrovarci e per poter evidenziare il ruolo che abbiamo nella città. Una festa che è anche occasione di fare qualche bilancio. Vedi un aumento del 20% degli incidenti, ma una notevole riduzione delle contravvenzioni elevate, scese da oltre 18.000 a quasi 13.000, forse anche perché l'autovelox di Levego è ormai ben noto agli automobilisti e se nel 2021 aveva fatto scattare circa 10.000 sanzioni, nel 2022 le stesse sono scese a 6.000. Una trentina le contravvenzioni frutto dell'impiego del telelaser, scese da oltre 140 a poco più di 100 quelle causate da difetto di assicurazione e crollate da oltre 170 a nemmeno 60 quelle per l'uso del cellulare mentre si è alla guida. La nostra attività si concentra nel controllo della circolazione stradale, nel rilievo degli incidenti stradali e nei piani coordinati di coordinamento del territorio relati alla prefettura. La polizia locale è l'organo deputato al rilievo degli incidenti stradali, oltre che collabora al controllo e alla prevenzione della città per garantire la sicurezza urbana. A margine una nota sui parcheggiatori dello Spritz che se ne infischiano del rispetto degli spazi. Nelle ore di punta la polizia locale vigilerà nelle aree centrali facendo capire che Lambioi e Piazza Piloni sono e restano ottime alternative al rischio di una multa per divieto di sosta. A 30 anni dall'ultima gara di Coppa del Mondo di sci maschile a Cortina, l'Olimpia delle Tofane torna ad ospitare i Superjet. È in programma il 28 e 29 gennaio il recupero dei Super G non disputati in Val Gardena e a Lake Louise in Canada. Lo hanno reso noto la FIS e la FISI, che hanno affidato l'organizzazione delle due gare alla Fondazione Cortina, risarcita dalla mancata disputa delle gare premondiali del 2020, annullate a causa dell'emergenza sanitaria legata al Covid. Intanto la prossima settimana l'Olimpia delle Tofane è pronta ad accogliere le 3 giornate di Coppa del Mondo femminile. Ora si tratta di prolungare gli sforzi organizzativi fino alla fine del mese. E da Belluno e Treviso è tutto anche per questa edizione. Non ho particolari aggiornamenti da darvi. Vi lascio alle previsioni del tempo. Buona serata.
Cooperativa Agricola Volpago offre carne fresca di prima qualità. Ci trovi a Volpago del Montello, Pieve del Grappa, Tre Baseleghe e presso lo spaccio del contadino a Dolo e Massanzago. Bentrovati al meteo. Maltempo in arrivo nel weekend. Ci attende poi un freddo invernale dalla prossima settimana. Sabato 14 gennaio, intanto, tempo ancora buono. Vediamo insieme il dettaglio. Sul Veneto nelle ore più fredde avremo nebbie in qualche fondovalle e in pianura, dove potranno dissolversi solo parzialmente durante il giorno. Sarà soleggiato invece altrove. Sulle Dolomiti, così come sulle Prealpi, permane un marcato pericolo di valanghe, grado 3 sulla scala europea di riferimento. Temperature stazionarie, minime tra -2 e 1 grado, massime invece tra 6 e 10 gradi all'incirca. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia. Anche qui avremo un ampio soleggiamento con cielo sereno o poco nuvoloso e con possibili locali gelate in pianura di mattina. Temperature minime tra 1 e 6 gradi, massime sui 10-12 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, dove sarà inizialmente soleggiato, con aumento però della nuvolosità nella seconda parte della giornata. Temperature minime intorno a -2-3 gradi, massime sui 10 all'incirca. Dal meteo di Antena 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione, arrivederci. Cooperativa Agricola Volpago offre carne fresca di prima qualità. Ci trovi a Volpago del Montello, Pieve del Grappa, Tre Baseleghe e presso lo spaccio del contadino a Dolo e Massanzago.